L'Istituto Ambrosini stamani alla Mensa della Solidarietà in occasione della Pasqua. Sì, è un piacere prenderci cura di chi ha più bisogno e di chi è meno fortunato. In un momento di sospensione dell'attività didattica continuiamo a lavorare, provando a renderci utili per gli altri, facendo quello che c'è più congeniale, cioè impegnandoci nella cucina. Abbiamo preparato degli agnellini di Pasqua e delle uova di cioccolato. Durante un progetto extracurriculare abbiamo pensato di farne dono ai più poveri, per cui oggi siamo qui nella doppia veste, siamo operatori della cucina e siamo anche cittadini e cittadine che sono capaci di dare uno sguardo a chi è più bisognoso. È importante questa sinergia con il territorio, senza il territorio noi non potremmo fare nulla e si vede, queste sono le piccole gocce che fanno il mare, quel mare di cui c'è bisogno per seminare pace, per seminare quel bene che ognuno di noi si porta in fondo al cuore e per contrastare quel disagio che c'è nel mondo e che diventa difficoltà nel lavoro, difficoltà per le guerre, tutte le difficoltà di cui noi siamo testimoni attraverso anche quello che ci propone la televisione. Questa è una goccia in alternativa. Come hanno accolto i ragazzi, i suoi alunni, questa iniziativa? I ragazzi erano molto entusiasti di partecipare a questa bella iniziativa per dare un tocco dolce alle persone che hanno più bisogno di noi. Ogni giorno come volontari siete qui, chef, cuochi della Mensa della Solidarietà, oggi avete un aiuto? Sì, anzi moltissimo aiuto. Francamente non me l'aspettavo tutta questa gioventù e questo benessere perché è una provvidenza di Dio che si manifesta dove là c'è bisogno.